Buongiorno e bentrovati cari fratelli e sorelle, siamo giunti al sabato della terza settimana di Avvento. Siamo arrivati alle cosiddette grandi ferie di Avvento, cioè gli ultimi giorni che precedono la memoria del Natale. E nel primo giorno di queste grandi ferie, cioè il giorno 17 di dicembre, la liturgia ci fa sempre leggere la cosiddetta genealogia di Gesù, cioè la serie degli antenati da cui Gesù è provenuto, secondo la versione dell'Evangelista Matteo. La leggiamo, questa parola, chiedendo anzitutto allo Spirito Santo che ci aiuti a comprenderla e a restarne illuminati. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Accas, Accas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliachim, Eliachim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Matteo, abbiamo sentito, nel raccontare questa genealogia di Gesù, parte da Abramo e divide la genealogia in tre parti, da Abramo a Davide, da Davide alla deportazione in Babilonia, dalla deportazione in Babilonia fino a Gesù. Ognuna di queste tre parti è composta di 14 generazioni. È chiaramente una costruzione teologica che non ha la pretesa di ricostruire l'esatta cronologia della vicenda storica, ma ci dice che il piano di Dio non è improvvisato. Dio fin dall'inizio preparava la venuta di Cristo e la dona a noi nella pienezza dei tempi. Una pienezza dei tempi che non è frutto di meriti particolari di coloro che compongono questa lunga serie di nomi, fra i quali anzi troviamo persone perfettamente sconosciute, ma anche dei grandi peccatori.
No, la pienezza dei tempi è frutto unicamente dell'iniziativa di Dio. O, come dice la grande antifona di questo giorno 17 di dicembre, questa pienezza è frutto della sapienza di Dio. La ricordo questa antifona, sono antifone chiamate anche antifone O, perché cominciano tutte con questa vocale O. O sapienza dell'Altissimo, che tutto disponi con forza e dolcezza, vieni e insegnaci la via della saggezza. Qual è questa via della saggezza? Qual è questa saggezza? È la saggezza della fede, o meglio dell'amore riconoscente che sa vedere il progetto dell'amore di Dio, che sa scrivere dritto anche fra le righe umane spesso storte e sa accoglierlo nel proprio cuore e nella propria vita. Chiediamo al Signore che faccia crescere anche dentro di noi questa via della saggezza, questa fede come amore riconoscente che sa accogliere nel modo migliore la venuta del Figlio eterno di Dio nella nostra vita e accoglierlo. Preghiamo con la liturgia. O Dio, creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo nel grembo di una vergine madre, concedi che il tuo unico Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a te, a sé, in comunione di vita. Chiediamo che il Signore ci accompagni anche oggi e nei giorni che verranno con la sua benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci salutiamo augurandoci una buona quarta domenica di Avvento e una buona ultima settimana di preparazione al Santo Natale. Un saluto e un augurio a tutti voi.